sono Massimo Loi, il sito su cui stiamo lavorando si chiama Casting.it, il portale riporta la valorizzazione degli artigiani sardi e classificati e fa conoscere la città d'Italia. Gli artigiani vengono presentati attraverso dei video con cui si mette in evidenza la manualità necessaria per svolgere delle lavorazioni che rischiano anche di scomparire. Tutti i contenuti presenti sul sito saranno ovviamente condivisi sui social network in modo tale da creare una condivisione di idee ma anche di far commentare quelle singole lavorazioni all'utente finale, al possibile cliente. Quindi se il prodotto non è fatto in un determinato modo o non piace, l'artigiano c'è anche la possibilità di crescere ulteriormente come una scuola. Quindi secondo te in quale modo i media sociali possono contribuire a questo dialogo fra creativi, artisti, mercato? Li possono far conoscere, facendo conoscerli intendo anche, magari alcune volte si vedono delle realizzazioni anche semplicemente delle lavorazioni in velcro che hanno un lavoro manuale incredibile. Quindi conoscendo quelle determinati prodotti magari uno riesce a valorizzare il made in Sardegna, per esempio, risposto allo stesso prodotto che magari è fatto a un prezzo inferiore fuori dalla Sardegna che vendono e sai benissimo che